un cammino di chiesa che mi è stato richiesto, che non avevo scelto, tanto che i primi 3 anni di sacerdote li ho fatti a Nervesa, no? Ero qua. E dopo la preparazione Roma e poi in giro per il mondo, prima l'America Latina, poi il Medio Oriente, poi l'Africa. Ho fatto 40 anni di servizio alla Santa Sede, però anche 12 anni di missionario in Camerun. E, dir la verità, ho rivissuto in questi mesi di lockdown certe esperienze che avevo fatto già, soprattutto direi in Africa e in America Latina. Vivere come missionari in particolare e anche come diplomatici della Santa Sede, non è che la vita diplomatica sia sempre in Guinea. Ero in affitto su un appartamento, non ero in un'ambasciata, insomma, perché bisogna adattarsi alle situazioni. E quindi anche il nostro compito, e ce lo dicevano sempre, di essere vicini alla gente, come continua Papa Francesco a insistere, no? Di essere con la gente. Bene, quindi il fatto di essere adesso, questo periodo, ecco, mi ha fatto ripensare quando appunto lasciando qua l'Italia sono partito per l'Ecuador, sono partito per il Camerun, sono partito per la Guinea. Ti trovi immediatamente in un paese in cui tocchi, vivi poveramente, in cui non ci sono gli ospedali, non ci sono le vie di comunicazione. Bene, quando si parte con lo spirito missionario è quello che si fa, quello che fa la gente è quello che anche io devo fare. È quello che ti cambia. Mi ricordo quando tornavo a casa, ogni anno potevamo tornare a casa, e tornavo qua e dicevo, ma guarda un po', quanti sprechi ci sono qua in Italia? No, non c'è bisogno di tutto questo. E mi dava un po' fastidio, no? E dopo, tornando in Africa, ci si ritorna. Adesso abbiamo dovuto fare tutti nel mondo questa esperienza. E abbiamo imparato. Abbiamo imparato che quello non era proprio necessario. Abbiamo riscoperto tanti valori, anche il rispetto degli altri, vivere in famiglia, sacrificarsi, fare dei sacrifici pensando agli altri. Penso che questo nella durata di 2 mesi ci ha dato una lezione. Abbiamo visto come anche la natura ha ripreso, no? Anche gli animali un po' riprendevano posto qui e i fiori. Qualcuno mi diceva, ma ho visto la natura che adesso è qualche cosa. Dobbiamo imparare a rispettare di più la natura. Anche il fatto di aver dovuto vivere un periodo lungo senza la presenza alle messe, riscoprirle adesso con un senso anche di gioia, di attenzione. Sappiamo che non è finito, sappiamo che, che dobbiamo continuare ad avere quella prudenza necessaria per noi e per gli altri, perché il pericolo è lì. E quando dicono stanno diminuendo, però c'è sempre il numero di chi parte, ecco, per cui dobbiamo veramente avere molta pazienza, molta umiltà, molto impegno, ecco, in questo. Faceva riferimento prima alla mia esperienza, una delle cose che ho imparato, che dico, ho girato un po' il mondo, e non per visitare, ma per vivere, per inserirmi, che non è facile giudicare, che bisogna sempre fare riferimento, vedere, ecco, e mettersi nei panni degli altri. Quando parliamo di Chiesa, quello magari possiamo pensare alla Chiesa italiana, ecco. E la Chiesa italiana non solo i vescovi, ma i sacerdoti, le suore, i diaconi, i laici. E io direi, cominciamo a pensare quanto la Chiesa ha fatto in questo periodo, perché ci sono tante cose, tanti esempi. Poi parlando del Vaticano, ecco, mi viene da dire, il Vaticano ha relazioni diplomatiche con 190 paesi nel mondo, quindi lo sguardo del Vaticano non è solo l'Italia, è il mondo. E il bene che il Vaticano sta facendo nel mondo è grande, io sono testimone.
E quindi dico, è una ricchezza, io ringrazio il Signore di questa vita che ho potuto fare.